Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Iniziamo subito con una mostra al comune di Musile di Piave in occasione della giornata della memoria del 27 gennaio. Vediamo Federica Midena. Ebrei per caso, un libro di Olga Nerman. Buonasera signora, lei è una donna di Venezia, nata nel 1925, ebrea per caso. Cosa significa? Ci racconti un po' brevemente la sua storia. Noi eravamo proprio degli ebrei per caso, degli ebrei non praticanti, fieri e orgogliosi di essere ebrei, però insomma c'era capitato di essere ebrei come a qualsiasi altra persona, uno che nasca da una parte, che nasca dall'altra, vero? Così può succedere e a me è successo questo. Un giorno suona qualcuno alla porta. Un giorno, siamo allora dopo l'8 settembre 1943, qualcuno suona alla porta e mamma stava scodellando riso patate e quest'uomo, che io non ho mai visto né conosciuto, ci avverte di scappare. E quella è stata la nostra prima salvezza. Io l'ho chiamato Angelo, come ho chiamato Angeli altri due che in circostanze altrettanto difficili ci hanno aiutato a sopravvivere. Per 60 anni non ha raccontato la sua storia, sono stati i suoi nipoti ad incentivarla. Nasce questo libro grazie anche ad un'associazione che ha curato, diciamo, la pubblicazione e la distribuzione. Passiamo un attimo la parola alla presidentessa. Ci vuole un po' spiegare questa associazione, cosa fa e anche relativamente al libro della signora Nerman. L'associazione è attiva nella didattica della Shoah dal 98, è un'associazione fondata a Milano da figli di sopravvissuti ai campi di sterminio. E noi abbiamo la sezione veneziana che è supportata da molti testimoni, tutte persone piuttosto anziane che però gratuitamente incontrano ragazzi, incontrano adulti per ricordare quello che è successo. Sono prevalentemente persone che si sono salvate, quindi lasciano un messaggio positivo con la loro storia, con la S minuscola, e sperano che dopo aver ascoltato la loro semplice storia di persone non colpevoli, colpevoli solo per essere nate, le persone abbiano voglia di approfondire anche la storia con la S maiuscola. 10 tavole del maestro Zelio che ripercorrono la storia di Anna Frank e del suo diario. Come è nata questa idea? Questa idea è nata dal desiderio di ripercorrere una lettura giovanile, almeno per quanto mi riguarda. Una lettura che probabilmente era stata fatta in maniera forse superficiale, ma forse anche comprensibilmente letta da un ragazzo dell'età di 10 anni. Ovviamente adesso la lettura è stata una lettura molto più approfondita, ma una lettura legata anche a ciò che si conosce, ciò che riguarda l'esperienza fatta in questo lasso di tempo. Quindi certamente una lettura molto più vissuta e anche, ve lo devo confessare, anche con grande difficoltà in certi passaggi. Ci sono dei rapporti con la coscienza e con la memoria. Un artista ha questo rapporto con la propria coscienza, qualunque tema poi affronti. Quindi questi 10 momenti, che poi sono 7 momenti più 3 momenti che sono di conclusione, ma che stanno, come possiamo dire, al di fuori del diario di Anna Frank, ci sono questi 7 momenti che in qualche maniera sono 7 momenti che si legano anche, non dico a delle esperienze personali, ma certamente a delle tematiche che in qualche modo hanno, come dire, hanno intaccato il mio rapporto con la vita e con le persone.